Buongiorno, oggi sono un po' imbacuccata, come vedete con la giacca, con la sciarpa, perché sono appena tornata, sono andata in posta a pagare una bolletta, quella del metano, no, dell'Enel, e poi sono stata a prendere il pane, insomma qualcosa, carta da forno che mi mancava e l'alluminio anche ero senza. E quindi adesso sono a casa, Pepe mi sta, eccolo qua, ciao, salve. E adesso sono a casa e quindi ho pensato di andare a farmi una camminata, giusto per tanto pomeriggio sono a casa e teoricamente sono a casa, quindi posso riposarmi. Ok, mi mancano gli scarponi, mi sono vestita un po' pesante, ho messo anche le calze pesanti. Calze, braghe, felpate e insomma sono pronta per andare via. Ce la faccio. Volevo cercare di andare sotto la cascata come quella volta che ho fatto il video in estate. Sono praticamente da sola qua su. Ho visto che c'è parecchia gente che viene perché
è molto calpestato, molto trafficato. Adesso in questo momento sono sopra l'acqua. Mi fa più fastidio camminare perché c'è ghiaccio, sì, però sono sopra l'acqua. Se cado dentro muoio congelata. Ce l'ho fatta, sono arrivata sotto la cascata, è tutto ghiaccio anche il sentiero. Però guardate che roba. So che hanno anche scalato questa parete di ghiaccio nei giorni scorsi.